Amici bellini, credo sia qui che si gode e quindi benvenuti, bentornati in questo lunedì che ha un sapore di un martedì pazzesco, perché è una vittoria che ci fa piacere, il trappolone, Mazzarri che si voleva chiudere in difesa e dobbiamo parlare di tutto questo post partita perché poi uscirà l'analisi tattica. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici bellini, Backgammon, benvenuto, ultimo iscritto all'apparenza, almeno al momento della registrazione di questo video. Voi nel frattempo starete rivedendo, oppure avete rivisto, oppure rivedrete la live di ieri sera, perché siamo andati live per tutta la partita, quindi live reaction, dove non c'è inganno, non c'è trucco, non c'è inganno. I like arrivano. A proposito dei like, siete dimenticati, mettete un attimo il like a volo, vi piacerà questo video, quindi potete mettere il like a prescindere, perché si parla delle parole di Spalletti e quando si parla delle parole di Spalletti finora non siamo mai stati delusi, e secondo me una risata ce la fa fare anche le parole di Mazzarri che stanno scritte qua dietro. Ma cerchiamo di andare per ordine, perché certe cose uno o le sa, o le scopre, o le intuisce, o le viene a sapere, o ci sono delle conferme. La partita la analizzeremo nel video successivo con l'analisi tattica, la vagnetta e tutto, perché è anche bello vederla tatticamente, non basta liquidarla. Però partita dove il post partita che ci interessa in questo video ci parla di uno Spalletti sereno, pronto, brillante, specialmente quando gli fanno le solite domande, addirittura guardando conferenza e post partita, cioè l'intervista su DAZN, esce la stessa domanda proprio con le stesse parole, il condominio, e lui è prontissimo, villette a schiera, case a schiera, è una cosa straordinaria. Comunque lo mettono subito, cercano di incalzarlo subito ad un confronto con Mazzarri, perché Mazzarri dice che loro meritavano una roba strana, Spalletti è un signore, Spalletti dice no, io non ho bisogno di confrontarmi, non devo esagerare, non devo confrontarmi, io devo analizzare la mia partita. E la partita del Napoli è stata la partita che dovevamo fare, anzi, e lo dice subito Spalletti, magari dobbiamo andare a cercare delle cose prima, aspettare di meno, perché il 3-0 sarebbe stato anche meglio, anche per poter concedere magari una sostituzione ad Osimhen un po' prima, quindi aspettare un po' di meno, il piacersi, questa cosa che abbiamo detto anche in live, può essere il difetto di questa squadra, se poi ti piaci troppo e ti specchi troppo e non chiudi la partita. Però sul 2-0, su un dominio assoluto, Spalletti però è bravo a ricordarci, dopo queste vittorie, un po' di pompieraggio che ci sta, a ricordarci che basta poi una palla buttata lì a caso che ti scavalca la difesa e lì rischi di riaprire una partita che non sarebbe mai stata in discussione. Comunque, quindi non aspettare. Osimhen cambiare prima, dice Spalletti, l'avrei dovuto cambiare prima, perché poi gli fanno la domanda, era nervoso, disonesti, ma quale nervoso? Calma, il discorso Osimhen va approfondito, lo dovevo cambiare prima, dice Spalletti. L'ammonizione fa bene Spalletti, qua io dico guardate la live, perché io ne parlo proprio in maniera chiarissima, senza temi di smentita, perché Osimhen di simulazione non si può mai parlare, e ce lo dice Spalletti, non dovete nemmeno badare alle parole mie. Spalletti ci dice, lui la trattenuta la subisce, se poi accentua va bene tutto, ma comunque a quelle velocità basta essere sfiorati per cadere, va bene tutto, si può anche non dare. Spalletti non protesta nemmeno con l'arbitro, ci si allinea con la scelta dell'arbitro, ma l'ammonizione non ci sta assolutamente ed è grave, ed io la sottolineo come cosa grave e va sottolineata quando il Napoli vince, perché se poi Osimhen è un giocatore devastante e hanno trovato il modo per il nervosismo oppure semplicemente per limitarlo, perché è chiaro che la prossima volta che Osimhen sente un tocco magari ci pensa due volte. Poi vi inviterei poi a rivedere anche l'azione del rigore, dove Godin non solo insomma lo strattona così, gli tira la maglia in questa maniera, dopodiché quando Osimhen non cade anche a maglia tirata così, dove avrebbe potuto lasciarsi cadere e sarebbe stato rigore lo stesso, Godin lo prende sulla gamba sinistra e poi pure sulla gamba destra, 4 falli senza proprio appello, e Mazzarri che piange, vabbè, lasciamo perdere. Permette alla squadra di stare compatta.
signori, quando si parla di Osimhen si parla di questo, perché cosa ci fa capire Spalletti? Che quando Osimhen va a fare quel pressing, a volte anche da solo, è talmente veloce che nel momento in cui sta inseguendo un avversario, l'avversario magari si è liberato del pallone e lui riesce a fare quei 3 passi in più dove accorcia ancora sull'altro avversario e quindi non costringe. Vi ricordate quello che dicevamo? Il rischio che si prende il Napoli nel recupero palla alto. Se tutti quanti poi devono seguire a scalare, tutti quanti devono andare in avanti e quindi si rischia quella famosa voragine a centrocampo sulla 3/4 avversaria. Ecco lì, sulla 3/4 nostra. Ecco lì, se Osimhen riesce in questa forma e riesce anche a scalare su 2 avversari, ti permette la squadra di rimanere compatta e non devi scalare tutto quanto. Oh, che meraviglia! Aiutatemi. Può migliorare, dice ancora margini di miglioramento e ci dici sono delle cose che Osimhen ancora non considera importantissime, lo scopriremo quali sono e lo scopriremo. Il condominio, stiamo sull'attico, no, villette a schiera, amico mio, a schiera stiamo tutte sullo stesso livello, troppo straordinario Spalletti. Rispetto alla classifica io mi tengo alla prestazione, perché che guardiamo a fare la classifica? Un pareggio che cambia, è una vittoria, un pareggio, stiamo tutte quante là. È chiaro che è bene ed è benissimo, anzi, aver messo tutti questi punti in cascina nelle prime partite, perché poi se capitasse una scivolata, se capitasse una partita un po' così, tu hai messo da parte un bel po' di punti e quindi non vai in affanno, quindi molto bene. Ma rispetto alla classifica Spalletti fa bene a sottolineare la prestazioni del Napoli, che sono a mio parere in crescendo, perché dopo l'inizio dove sono arrivati i risultati però qualcosina ce l'avevamo da dire contro il Venezia, contro anche il Genoa, insomma l'importante era migliorare con le prestazioni e il Napoli sicuramente lo sta facendo, perché vanno bene i 4 gol dati all'Udinese, vanno bene i 4 gol dati alla Sampdoria, dove un pochino la testa fuori dal sacco le squadre le hanno cacciate, però adesso è stato un dominio assoluto e Ospina proprio guantoni puliti, quindi andiamo avanti. Il turnover in Europa sì, e quindi ci possiamo aspettare un po' di turnover. Spalletti ci ricorda i tanti impegni, ci ribadisce che questi giocatori dovevano entrare anche in forma, quindi perché far giocare Zielinski anche con una caviglia leggermente gonfia? Perché deve entrare in forma e va tutto bene, però un po' di turnover adesso in Europa ce lo possiamo aspettare, sarà divertente ipotizzare la formazione e capire, però ragazzi, ripeto a quelli che l'ho detto anche in live, non dobbiamo parlare né di titolari, né di titolarissimi, né di titolari in campionato, né di titolari in Europa. Spalletti lo dice bene, chi non si sente titolare quando gioca nel secondo tempo, perché devi sentirti titolare anche del secondo tempo, non merita di giocare titolare all'inizio. Veramente straordinario. Poi qui c'è questa cosa che ho scritto, entrare dentro, tra parentesi studio, e Spalletti qui lui dice io non vedevo l'ora di entrare in questa squadra all'interno. E perché lo dico studio? Perché nel momento in cui Spalletti riceve la telefonata, lui comincia a studiare il Napoli di Gattuso approfonditamente, ne vede i pregi, ne vede i difetti, individua nella consapevolezza e magari in momenti di scoramento il problema principale di questo Napoli, che poteva ogni tanto cadere in discontinuità oppure in errori semplicemente di steccare la partita o fasi della partita, e lui dice io non vedevo l'ora di entrare dentro per capire questa consapevolezza e, aggiungo io, per lavorare sulla testa di questi giocatori, cosa che sicuramente Spalletti ha fatto e sta ancora facendo. Vincere per lavorare sui difetti, perché poi quando tu vinci puoi lavorare sulle cose che puoi ancora migliorare con più serenità, perché vai a lavorare con più serenità, hai postato le tue foto sui social, sei contento, in famiglia tanti saluti, tanti abbracci, un abbraccio, un bacio, le montagne stanno ferme, gli uomini si incontrano, e quindi anche al contrario, e quindi è bene poter lavorare sulle cose da migliorare quando si vince, non c'è dubbio. E ci ribadisce, signori, noi abbiamo perso con il Benevento, e non lo dice tanto come provocazione, la provocazione è che non sottolinea la presenza dei Primavera e va bene, ma lui dice una cosa bella chiara: quando hai quella maglia lì si fa sul serio, e mette pure la mano sul tavolo come a dire questa è la fine della conferenza e vi ho dato un altro titolo, signori miei. Quando hai quella maglia lì, quindi non ha importanza che fosse un amichevole, non ha importanza la Primavera, non ha importanza nulla, era un amichevole, era ufficiale, è stata data in TV, l'abbiamo vista tutta, non va bene. Quindi dopo quella partita Spalletti si sarà fatto sentire e fa parte del percorso di questa squadra. Dopodiché stanare le squadre chiuse e chiuderla prima è la sua volontà, perché sapevamo che l'avevamo anticipato
anticipato in prepartita che Mazzarri, oltretutto che noi conosciamo bene, non avrebbe fatto una partita aperta come hanno cercato di fare Gotti e D'Aversa con la Sampdoria e Gotti con l'Udinese, dove si sono presi le loro chance, qualche occasione ce l'hanno anche creata contro, però con la difesa alta poi ti scopri e il Napoli poi va sul velluto. Mazzarri ha fatto l'opposto, si sono abbassati tantissimo, lo ribadisce anche perché le parole di Mazzarri stanno per arrivare, quindi andiamoci con calma. E quindi questo e questa è stata un'ottima risposta, perché noi l'avevamo detto, abbiamo visto le squadre che ci affrontano in un certo modo, come si affrontano, benissimo, rischi che si prendono. Adesso vediamo con le squadre che si chiudono, che era un problema anche ogni tanto anche con Sarri, che però dai, ogni tanto la squadra che si chiude può cedere qualcosa, se tu fai girare palla velocemente ti inseguono a vuoto, e questa è la cosa bella. Poi non c'è nemmeno un palleggio troppo forzato, alla fine si punta sempre in avanti, perché ragazzi, perché hai Osimhen, diciamoci la verità, Osimhen è un sistema di gioco da solo, perché veramente ti scappa da tutte le parti, poi qualche gol lo potrà sbagliare, ma io me lo tengo così, anzi speriamo che ne sbagli qualcuno in più, perché sennò se lo comprano a gennaio, stiamo veramente in grosso pericolo. Numeri straordinari. Anghissà vede e parla, quando si parla di Anghissà non parla solamente tecnicamente, ma ne sottolinea la personalità anche a fine primo tempo. Anghissà rientra negli spogliatoi, parla, vede la partita oltre a giocarla, questa è una cosa importantissima, e dice, ne parla con i compagni, ne parla con il mister, ha analizzato anche lui all'interno della partita certi movimenti degli avversari, certi movimenti intorno a lui, la vicinanza degli altri centrocampisti. È stato un acquisto veramente impossibile. E poi ci dice pure questa cosa del mazzo, vedete bene, questa cosa è importante. Sono stato un calciatore scarso, un allenatore scarso, però mi sono sempre fatto il mazzo dalla mattina alla sera, e facendomi il mazzo lo avevamo stabilito a inizio stagione che sarebbe stato un momento chiave per le sorti del Napoli. Signori, dopodiché io vi dico, adesso passiamo alle parole di Mazzarri, questo video sta per concludersi, sta per autodistruggersi, però Spalletti ha alzato l'asticella. Io devo chiuderla così. Spalletti ha alzato l'asticella, perché dopo questa vittoria, dopo tante vittorie consecutive, Spalletti chiede di più. Spalletti non manca di sottolineare le cose che vuole vedere meglio. Per esempio, chiuderla prima doveva essere una cosa importante. Il Napoli non si deve specchiare, questo lo dico io, non l'ha detto lui, però lo sottointende, lo intuisco. E quindi Spalletti sta alzando l'asticella, deve dimostrare, deve chiedere di più a questi giocatori, se veramente vogliamo poi lottare per il vertice. Non si parla di scudetto, ma lottare per il vertice, lo sapete come la penso, significa poter arrivare in Champions meglio, perché sennò se tu lotti per la vetta, magari la Champions così, se lotti per la Champions manca un Bund, Napoli-Verona. Purtroppo ce lo dobbiamo ricordare, resterà una macchia alta. Dopodiché ovviamente parlerà anche Zielinski, poca roba, domande banali, risposte banali, però Zielinski cita un as e cita Anghissà. Tra le sue cose dice sì, una squadra, il Napoli di Sarri, il Napoli di Ancelotti, il Napoli di Gattuso. Cita un as come soluzione nel secondo tempo che esiste, Anghissà ovviamente che dà equilibrio a centrocampo, e poi del mister ne sottolinea quello che ha dato, insomma la sicurezza e l'esperienza. Sull'esperienza oramai non c'è problema. Parlerà anche Politano, poca roba, parlerà anche Insigne, 400 partite, un gol, un'altra partita di grande livello, la 24, c'è quella curiosità del numero 10 sui tabelloni, chissà se qualcuno è stato distratto. È difficile essere distratto a livello proprio di numeri, non è che magari io l'ho pensata così romanticamente, una sorta di regalino, un omaggio ad Insigne per le 400 partite, simbolicamente il numero 10 del Napoli, ma fa benissimo il capitano a ripetere che la 10 non si tocca, e non ne parliamo proprio più, perché la dice proprio lui, la 10 non si tocca, leggenda, un mito che ci ha fatto sognare a noi napoletani, punto. Io sono la 24 e sto benissimo, ce l'ha tatuato sul polpaccio, va tutto bene. Però ho visto un Insigne molto serio, al limite del preoccupato, perché Insigne conosce l'ambiente, conosce questa squadra, conosce i compagni dentro e fuori. Non voglio dire preoccupato, ma serio sicuramente sì. Nell'intervista lui dice bisogna mettere la testa giù, pedalare, essere concentrati, e ribadisce Napoli-Verona, perché lui sa che arrivare anche ad un punto alla fine del campionato, quando l'obiettivo è lì vicino, non basta, e quindi testa giù, pedalare, molto serio Insigne, grande capitano anche nell'occasione di Osimhen del cartellino giallo, perché se lo
lo va a prendere e se lo porta via. Insigne che salta sulla schiena di Osimhen, che già sa che Insigne gli starà saltando alle spalle. Insigne che esulta con il comandante, con questo nuovo saluto del comandante e del capitano. Si gode i cori del Maradona con c'è un capitano, c'è solo un capitano, e quindi molto molto bene. Dopodiché, ragazzi, la chiosa è per Mazzarri dice grande partita difensiva, comincia a dire grande partita difensiva. Io gli XG ve li ho fatti vedere in live e, insomma, non c'è dubbio che il Napoli ha creato 2 gol e ne poteva fare altri, ma magari non erano così netti. Ma guardate i pallini azzurri sullo 0 del Cagliari e hanno creato 0-15. Ora, a un certo punto Mazzarri dice addirittura potevamo noi andare in vantaggio. Ospina senza voto nella maggior parte delle pagelle che ho visto, e credo proprio che non meriti nessun voto. Hanno fatto qualche calcio d'acqua, potevano andare in vantaggio. Mazzarri, non lo so, non abbiamo concesso molto, niente di meno. Niente di meno, Mazzarri. Il gol di Osimhen, il tiro di Osimhen largo, Fabiani il tiro largo, Osimhen di testa largo, Politano tiro debole, Osimhen tiro parato, Osimhen il rigore di Insigne la punizione centrale, il tiro di Zielinski strozzato, Osimhen il cartellino giallo, vabbè che anche lì poteva essere rigore, Anghissà di sinistra di Porro fuori, Lozano il tiro centrale, Petagna il tiro centrale, qualche azione ribattuta, il tiro di Mario Rui, il tiro di Insigne che finisce fuori così. Non abbiamo concesso molto. Mazzarri, se sei contento tu, credo che così il Cagliari non si salva. Cioè, se tu fai la stessa prestazione con le altre squadre, il Cagliari rischia di non salvarsi. Comunque, l'avevamo preparata così e questo lo sappiamo. Poi se la prende anche con Ferrara che gli ribadisce le sue parole, le partite difensive, e lui dice no, la partita difensiva lo dici tu. No, Mazzarri, l'hai detto tu, proprio senza un problema. E dice noi l'avevamo preparata così, belli bassi con la linea, perché non dobbiamo dare punti di riferimento a Osimhen, e siamo anche d'accordo, però ti è andata male. E il fatto che tu non sei riuscito a portare palla avanti nemmeno per mezza volta, è stato bravo il Napoli a chiudere gli spazi e a riattaccare immediatamente. Però loro l'hanno preparata così. Anche dopo il gol il tentativo era quello di aspettare e poi nel secondo tempo l'assalto finale. Amico mio, ma l'assalto finale è quando tu assali l'avversario per 90 minuti e poi al 95esimo fai l'assalto finale alla Mazzarri. Non hai assalito proprio niente. Allora, ti serve un Cavani, probabilmente ti serve un Amasic, un Pocio Lavezzi, così non va. Se lasci Joao Pedro da solo lì in balia delle onde, Nandez che insomma ci ha provato ma poi troppo tardi perché ma non voglio nemmeno parlare perché non sono fatti miei. Le occasioni, abbiamo avuto più occasioni noi, se andiamo a vedere, veramente una cosa assoluta. E poi ribadisce questa cosa della linea bassa, dove praticamente sta dando un suggerimento alle altre squadre che poi lo raccoglieranno o meno, questo non è dato saperlo. Volete chiudervi in difesa e prendere magari 2 gol senza creare niente, oppure magari qualche grattacapo ce lo potete anche creare. Io devo ricordare le parate di Ospina contro la Sampdoria, 2 grandi parate, e magari Ospina non ci arriva per un attimo, tu la Sampdoria fai un gol e la partita si mette diversamente. Oppure scegliere di andare come il Cagliari e quindi abbassarsi tutti, difesa strenua, che praticamente così magari poi il gol arriva lo stesso e devi a quel punto scoprirti. Non ti scopri nemmeno perché aspetti la discesa del Signore. Non lo so, Mazzarri, noi cerchiamo di non parlare degli altri, però quando si viene a dire che il Napoli non ha creato molto e che il Cagliari meritava di passare in vantaggio, io mi faccio una risatella e andiamo avanti. Signori miei, questo è più o meno il post partita. Se ho dimenticato qualcosa voi me lo farete sapere nei commenti, lascerete i like finali che non avete lasciato prima perché eravate tutti presi dal video e dall'eccitazione di essere primi in classifica, lo capisco. Tra poco, nella giornata di oggi che è comunque martedì, analisi tattica dove faremo la vagnetta e analizzeremo tutti i movimenti di questo Napoli che, devo dire la verità, mi piace molto. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose credi. Sei iscritto pure a TikTok. Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.